Adesso noi dobbiamo rialzare la temperatura del forno. Perfetto. Dobbiamo prendere la legna, che sono le rame di ulivo ovviamente. Che sono queste. Le fatte così a palla, abbastanza pesante. Fatte a misura dell'entrata del forno. Questa è una tecnologia fatta un po' moderna, perché prima era più piccola, diciamo, la bocca del forno. Si mette all'interno del forno. Ovviamente più forte si deve fare, più legna ci vuole. Poi... Già una temperatura gelata. Sì, sì, infatti si sente proprio il calore. Cominciamo qua a lavorare. All'incirca così già un 200, 150. E la temperatura di cottura? La temperatura di cottura del pane? 250, 260.